La Guardia di Finanza ha fatto una sceneggiata estiva. La rabbia dei benzinai contro i controlli alle pompe parte dalla Marca, sotto accusa il blitz delle Fiamme Gialle che hanno riscontrato irregolarità in un distributore su 5, i controlli alla vigilia di Ferragosto. Secondo il rappresentante dei gestori le presunte violazioni sono dovute alle temperature dei carburanti che variano in modo sostanziale i volumi della benzina venduta. Nessun inganno, nessuna volontà di truffare gli automobilisti. Su 1200 impianti solo 3 erano effettivamente disonesti, tutti gli altri sono irregolarità amministrative che non hanno assolutamente toccato i portamonete né dei clienti né tantomeno dello Stato. Hanno tirato fango contro i gestori delle pompe di benzina, questa è la conclusione del sindacato, e gli stessi benzinai si difendono, la colpa è solamente dei gestori disonesti, in questo modo però si colpisce l'intera categoria. Bisogna prendere gestori e gestori perché chiaramente come in ogni tipologia di lavoro ci sono i furbetti e i meno furbetti. Il blitz ai distributori di benzina come quello negli alberghi di Jesolo e Cortina. L'effetto è allontanare ancora di più i consumatori e mettere ulteriormente in ginocchio una categoria costretta a vedere ridotti all'osso i margini di profitto. Abbiamo dei margini bassissimi, intorno ai 3 centesimi al litro, di cui dobbiamo pagare anche le tasse e le spese, alla fine ci rimane ben poco. I margini si sono ridotti, gli utili si sono ridotti e le spese sono rimaste le stesse, se non aumentate, e quindi siamo un po' tra l'incudine e il martello, come si suol dire. La situazione è drammatica, continua il sindacato. Nella sola provincia di Treviso ci sono da inizio anno già 20 impianti chiusi e le stesse percentuali si possono estendere al Veneto. Tante volte quando il gestore lascia l'impianto trova comunque la persona che va a aprirlo. Durano 6 mesi, poi vengono da noi a piangere perché si sono indebitati, mangiati la casa. Però purtroppo è così, bisogna avvisare la gente che vendere benzina non è una manna, vendere la benzina sotto un marchio della compagnia petrolifera, oggi come oggi, è un suicidio economico.